martedì 16 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Fra poco con Emanuela leggeremo insieme i quotidiani, prima quelli regionali e poi i nazionali, ma intanto cominciamo con le notizie, con i fatti delle ultime ore. Intanto la giornata di ieri è stata caratterizzata a Palermo dalla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi dopo l'escalation di intimidazione, di atti di violenza. Il ministro ha confermato l'impegno del governo e ha anche aggiunto che presto arriveranno altri uomini proprio su Palermo e saranno aumentate anche le telecamere di videosorveglianza. Però ha anche sottolineato come tra gli imprenditori, tra i commercianti che sono stati presi di mira dal racket, pochissimi hanno denunciato. Ma vediamo e facciamo il punto nel servizio. Su 21 attentati intimidatori a firma del racket delle estorsioni avvenuti a Palermo da fine novembre ad oggi, solo un commerciante aveva denunciato la richiesta di pizzo. E il dato emerso nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato a Palermo alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'escalation criminale degli ultimi mesi. Resta bassissimo dunque il numero delle vittime che si rivolgono agli inquirenti per segnalare di avere ricevuto la visita degli estortori. Un dato questo sottolineato anche da Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura. Ci sono un bassissimo numero di denunce rispetto agli arresti fatti e anzi ci può essere anche qualche evidenza che qualcuno ancora vive la suggestione e la soggezione, insomma, di qualche modo di assecondare in prima battuta le richieste estorsive. Io questo voglio cogliere l'occasione per quindi evidenziare che qui a Palermo, ma in generale in Italia, lo Stato rispetto a qualche decennio fa c'è. Il ministro Piantedosi ha presenziato anche all'inaugurazione della Villa Quarto Savona 15, immobile confiscato alla mafia che diventa un centro estivo per bambini ad Aspra, frazione di Bagheria, una mafia che secondo Piantedosi sta sfruttando il ricambio generazionale. È molto probabile che c'è un ricambio generazionale, ci sono nuove generazioni che stanno cercando di affermarsi, di accreditarsi, probabilmente con qualche compito di direzione da parte di qualcuno che invece sta anche in carcere, insomma in qualche modo già ristretto nelle patrie galere. Per fronteggiare la criminalità a Palermo verrà aumentato il numero delle telecamere e anche quello dei poliziotti, 90 in più tra luglio e agosto. Inoltre verranno stanziati 5 milioni di euro proprio per pagare straordinari e assumere altri agenti a tempo determinato. E adesso cominciamo a leggere i quotidiani. Emanuela, partiamo proprio da questa notizia che era attesa da tempo a Palermo. Sì, vediamo il giornale di Sicilia, la prima pagina e l'apertura. Piantedosi, lotta alla nuova mafia, probabile ricambio in Cosa Nostra e annuncia più uomini e un potenziamento delle telecamere. Vediamo questa notizia all'interno di Repubblica Palermo, 90 agenti in più e nuove telecamere, la ricetta di Piantedosi, il titolare del Viminale a Palermo per le misure sulla sicurezza, 5 milioni di euro in arrivo e pattuglie miste entro l'estate. Vediamo questo vertice con i provvedimenti decisi appunto ieri in prefettura dal comitato. Tra luglio e agosto è atteso l'arrivo in città di 90 nuovi agenti appena reclutati. A presidiare le strade e le piazze ci saranno pattuglie miste composte da forze dell'ordine e da militari dell'esercito. E poi Piantedosi ha annunciato uno stanziamento da 5 milioni di euro per l'acquisto di nuove telecamere da piazzare nei punti strategici della città. Ma vediamo le reazioni. Allora, vediamo in primis la reazione di Tommaso Dragotto, l'imprenditore di Sicily by Car, che è diventato un po' il simbolo di questa escalation criminale a Palermo a causa degli atti intimidatori che ha subito. Tra l'altro lui adesso è anche sotto scorta. Il ministro Piantedosi, come dicevi anche tu Angelo, ha detto insomma pochi imprenditori denunciano, associazioni e imprenditori scettici sul piano del ministro, la repressione non basta. Dragotto dice senza protezione è difficile denunciare, dal centro storico alle periferie gli esercenti chiedono dei presidi fissi. Ampio spazio su tutti i quotidiani di oggi appunto su questa visita del ministro dell'Interno. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, Palermo e la nuova mafia, lo Stato saprà rispondere, il ministro degli Interni
più uomini e potenziamento delle telecamere. C'è un probabile ricambio dentro Cosa Nostra, ha detto a proposito della mafia, nuove generazioni che stanno cercando di affermarsi, di accreditarsi, queste le parole appunto del numero 1 del Viminale. Ci fermiamo qui oppure vediamo ancora la prima pagina di Palermo e provincia della Sicilia, così completiamo. In arrivo 90 poliziotti e carabinieri, il ministro dell'interno Piantedosi, vertice in prefettura sulla sicurezza in città. Grazie Emanuela. Adesso restiamo a Palermo perché nelle stesse ore in cui arrivava in città il ministro dell'interno c'era un'operazione, è stata compiuta un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a diversi arresti, tra questi anche il boss ergastolano Raffaele Galatolo, che continuava a dirigere il clan dell'Acquasanta grazie alla semilibertà. Dunque i vecchi boss controllano ancora, diciamo, i clan, le famiglie, ma vediamo il servizio. Ci sono anche i boss Raffaele Galatolo di 75 anni, capomafia dell'Acquasanta, e Stefano Fidanzati, capomafia dell'Arenella, tra i 13 arrestati nell'inchiesta della DDA di Palermo sulle famiglie mafiose dell'Acquasanta e dell'Arenella. Proprio Galatolo, approfittando di permessi premio e semilibertà, continuava a dirigere il clan e fare affari. Condannato all'ergastolo, Galatolo aveva ottenuto la possibilità di uscire dal carcere e lavorare in un'associazione di volontariato. Le misure cautelari di oggi rappresentano il culmine di una complessa e prolungata attività investigativa. Entrambe le famiglie, quella dell'Acquasanta e dell'Arenella, sono strategiche e inserite nel mandamento di Resuttana. Nel registro degli indagati sono state iscritte complessivamente 45 persone a cui vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo delle scommesse. Gli investigatori sono riusciti a ridisegnare l'organigramma interno alle due storiche famiglie mafiose palermitane che, grazie a una fitta e fedele rete di alleati, continuavano a esercitare un controllo capillare sui territori di riferimento. I boss, sia all'Arenella sia all'Acquasanta, attraverso interazioni con altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, avrebbero esercitato la propria influenza intervenendo nella risoluzione delle controversie e sull'operatività delle attività economiche della cosca, rilevando anche società fittiziamente intestate e incensurati al fine di ripulire i capitali illeciti. Le attività di indagine hanno documentato un articolato sistema di raccolte illegali di scommesse sportive realizzato attraverso l'installazione di punti gioco occulti, la fissazione di quote e la ricezione delle giocate esclusivamente in contanti, con il duplice scopo di generare profitti, evadendo le imposte, e riciclare proventi derivanti da altre attività illecite. E quella della Guardia di Finanza di ieri, questa operazione evidenzia come comunque il controllo del territorio sia in mano in alcune aree della città ai vecchi boss, l'attività criminale insomma sono ancora in mano loro. E che la mafia continua tra l'altro a dare ordini anche dall'interno del carcere. Questa è una storia che abbiamo raccontato spesso e che oggi ritroviamo anche in questa ultima operazione appunto della Guardia di Finanza. I vecchi boss non mollano mai, siamo sempre sulla pagina di Palermo e provincia della Sicilia, al comando nonostante appunto la galera. Nei 13 arresti della finanza nomi legati a Riina come Fidanzati e Galatolo. Andiamo a vedere Repubblica a Palermo, le mire del padrino Galatolo su ortofrutticolo e cantieri. Gli affari in permesso premio. Tra i 13 arrestati dai finanzieri della Valutaria anche il vecchio Fidanzati e l'imprenditore del caffè Gaetano Pensavecchia. Vediamo questa inchiesta, 200 i boss scarcerati, un'inchiesta di Repubblica ha svelato che numerosi ergastolani hanno usufruito di benefici penitenziari e permessi premio senza che i giudici di sorveglianza del centro-nord avessero chiesto il parere della direzione distrettuale antimafia. La Commissione Nazionale Antimafia ha aperto adesso un'inchiesta e poi l'indagine avviata dall'antimafia ha svelato che c'è un buco nell'ordinamento penitenziario. Se i permessi sono ripetuti, i giudici possono anche non chiedere il parere alle DDA. Un disegno di legge sta correggendo appunto questo problema, questa falla nel sistema, diciamo, che poi porta a questi risultati. Ma intanto torniamo
a questa indagine, a questa inchiesta, alle intercettazioni. Sempre su Repubblica vediamo gli incontri dei boss col consigliere di Fratelli d'Italia e l'assistente dell'Ars, i colloqui con Mimmo Russo per voti e assunzioni e quelli con Biagio Favaloro e con lo chef Mario Di Ferro. E qui ci sono alcune intercettazioni, quella di per esempio Raffaele Galatolo a Mimmo Russo: minchia, mio figlio lo portasti da domino, da quello che fa antimafia per farlo assumere, c'è un conflitto di interessi. E poi invece fidanzati che si rivolge a Biagio Favaloro: puoi dirglielo al consigliere Puma, è venuto lo zio Stefano e mi ha messo al corrente della situazione del concorso del nipote. Andiamo a vedere anche il Giornale di Sicilia, sempre in prima pagina, vediamo nel taglio basso: torna a guidare il clan in semilibertà, operazione all'Acquasanta, tra gli arrestati Raffaele Galatolo, ergastolano considerato un detenuto però modello, e detenuto modello in realtà poi non era. Vediamo sulla Gazzetta del Sud, sempre in prima pagina: a Palermo comandavano di nuovo i vecchi boss, arrestati gli ultra settantenni Stefano fidanzati a Raffaele Galatolo, che avevano ripreso il comando delle famiglie dell'Arenella e all'Acquasanta nel mandamento di Resuttana, maxi operazione della Procura e della Finanza con 13 appunto misure cautelari, e ci sono anche 45 indagati. Grazie a Emanuela, fra poco torniamo da te. Intanto la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Antonio Marano, chiamato il killer delle carceri, e di Paolo Censabella, accusati dell'omicidio, il primo come autore materiale, il secondo come mandante, del giovane pizzaiolo Dario Chiappone. Queste sono delle immagini dell'epoca, avvenuto nel 2016. Il ragazzo fu colpito con 18 coltellate alla gola, al torace, mentre si trovava in auto con una donna in via Salvemini a Riposto, sempre nel catanese. Il legale di Marano, l'avvocato Danilo Tipo, valuterà il ricorso in Cassazione. E adesso ci occupiamo delle polemiche che si sono scatenate dopo le parole del generale Vannacci, dopo per l'appunto le sue parole sul reato di femminicidio. Diverse sono le reazioni, ne abbiamo sentite alcune di mamme di giovani vittime di femminicidio. E come normalizzare la violenza, e questo mi ha fatto molto male. A distanza di oltre 10 anni dall'omicidio di Giordana Di Stefano, il dolore di una madre torna a farsi voce pubblica. Vera Squatrito, mamma della giovane uccisa nel 2015 a Nicolosi dall'ex fidanzato, ha affidata una lettera aperta pubblicata sui social, una dura replica all'europarlamentare Roberto Vannacci dopo le sue recenti dichiarazioni sul tema del femminicidio. Nel dibattito acceso dalle parole dell'ex generale, che ha contestato l'utilizzo del termine femminicidio, sostenendo che ogni omicidio abbia la stessa gravità indipendentemente dal sesso della vittima, la mamma di Giordana richiama la propria tragedia personale pubblicando la foto della tomba della figlia e si rivolge a Vannacci. Il movente che fa la differenza rispetto all'omicidio non è il sesso, è il movente fatto di tutte le aggravanti in un percorso di violenza che le donne hanno subito prima ancora di essere uccise. Insieme a Vera Squatrito il dolore di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle. Tra queste Cetti Zaccaria, mamma di Sara Campanella. È un'ingiustizia, chiedo almeno il rispetto del silenzio davanti a chi piange. Chieda scusa. E ancora Giovanna Zizo, mamma di Laura, uccisa a 11 anni dal padre, come punizione nei suoi confronti, che aveva deciso di lasciare un marito violento. Mia figlia è stata assassinata con l'unico obiettivo di punire me. E di tutte quelle mamme, Vera si fa portavoce. Che non dobbiamo mai smettere di gridare il nome delle nostre figlie, perché pretendiamo il rispetto tutte per le ragazze in assoluto e soprattutto per quelle anime innocenti che sono rimaste senza madre. Ma sono parole forti quelle che abbiamo sentito da queste mamme che hanno sofferto tantissimo. Emanuela. Sì, vediamo sulla Sicilia. Si vergogna e chieda scusa. 3 madri contro Vannacci a proposito delle frasi pronunciate appunto dall'ex generale sul femminicidio. Dalla Sicilia la condanna di chi piange una figlia naturalmente uccisa da un uomo. La frase incriminata è: il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, ha detto appunto
Vannacci durante la convention di Futuro Nazionale. Il suo movimento politico poteva scegliere altri argomenti per attirare l'attenzione. Questo è stato il commento appunto di tre madri che ancora piangono la scomparsa delle loro figlie, in particolar modo Vera Squatrito, Ceti Zaccaria e Giovanna Zizzo, madri che hanno perso le figlie uccise per mano di uomini, compagni spasimanti, padri. La loro protesta appunto contro le parole shock di Vannacci, ma diciamo che c'è stata un po' un'insurrezione popolare a livello nazionale, non è soltanto un tema sentito in Sicilia ma anche nel resto naturalmente del paese. Sì, adesso siamo a Catania, la città rinnova il suo legame indissolubile con Sant'Agata, celebrando con diverse iniziative un giubileo straordinario per i 900 anni della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Il programma è davvero piuttosto intenso e si comincia il 20 luglio, ma vediamo i particolari. Catania rinnova la sua storica alleanza di fede e devozione con Sant'Agata. In Arcivescovado presentate le iniziative per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Un giubileo straordinario incentrato sul valore della custodia, dell'identità cittadina e della fratellanza. Il 20 luglio in cattedrale la presentazione dei lavori di restauro del busto reliquiario a cura degli esperti ai Musei Vaticani. Per 2 giorni, sino al 22 luglio, ostensione straordinaria delle reliquie. C'è stata una ricognizione delle ossa e il cranio sarà esposto in una teca particolare. Sant'Agata diventa anche ponte tra territori l'8 e il 9 agosto e il gemellaggio con Gallipoli e Galatina, con il pellegrinaggio delle reliquie. La festa di mezza estate sarà più solenne rispetto agli anni scorsi, con la presenza a Catania di un legato pontificio, che verrà accolto la mattina del 16 agosto in cattedrale. In serata il trasferimento delle reliquie ad Aci Castello per una veglia di preghiera rievocando lo sbarco del 1126. Il 17 agosto, giorno del centenario, pellegrinaggio a piedi all'alba dalle 4:30 da Piazza del Rotolo alla cattedrale, lungo il lungomare e via Etnea sino in Piazza Duomo, dove avverrà l'incoronazione ufficiale del busto da parte del legato pontificio. La giornata si concluderà la sera con il pontificale celebrato in Piazza Duomo. Sant'Agata ci richiama alla nostra fede, ci richiama alla testimonianza di fede del nostro tempo, deve parlare al nostro tempo e parla in tanti modi. Catania è una città che deve credere in se stessa e nel proprio futuro, afferma il sindaco trantino. Deve essere la città orgogliosa di queste iniziative che si stanno compiendo, perché Catania parlerà di sé e farà parlare di sé. Il giubileo agatino si chiuderà il 18 agosto, giorno della dedicazione della cattedrale. In Basilica una solenne celebrazione e la consegna degli attestati ai neonati che portano il nome di Agata e Salvatore e riposizione definitiva delle reliquie nel sacello. Un programma piuttosto nutrito. Vediamo Catania e provincia della Sicilia, il tema in primo piano è proprio questo. Agata in trasferta per il giubileo, la festa d'estate partirà dal mare, iniziative dal 20 luglio al 17 agosto per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Restiamo su questa pagina, vediamo anche le altre notizie. Intanto la cronaca: da Cireale tentano il colpo al supermarket ma i carabinieri mettono in fuga i malviventi. A Giarre addio fondi per il plesso Montalcini, l'opposizione va all'attacco. E poi vediamo nel taglio basso la notizia di cui parlavi prima, Angelo: pizzaiolo ammazzato con 18 coltellate, confermate le condanne all'ergastolo per il brutale omicidio avvenuto a Riposto nel 2016, la vittima Dario Chiappone. Vediamo le prime pagine, continuiamo con la nostra rassegna stampa. Allora vediamo proprio la prima pagina della Sicilia, tante notizie nazionali e internazionali, ma restiamo naturalmente sui temi siciliani e quindi vediamo a volte ritornano, colpo alle vecchie cosche, fidanzati e Galatolo continuavano a comandare, nuovo blitz a Palermo, coinvolti storici boss. E poi tre madri siciliane a Vannacci, si vergogni e chieda scusa. Si parla anche di politica, la febbre siciliana per le prossime regionali. Galvagno insiste, PD e 5 Stelle diranno no all'ipotesi di Lavardera come candidato alla presidenza della regione. Nella taglio basso ancora miasmi a Priolo, l'urlo delle mamme che dicono respiriamo veleni, corteo per ricordare una giovane vittima del cancro. E poi c'è ancora una notizia che riguarda un bambino escluso dal GREST perché disabile, e l'inclusione si chiede la Sicilia, una storia che arriva
arriva da Trapani. C'è anche uno studio subito sotto, povertà relazionale e maltrattamenti, la Sicilia si trova in zona critica. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, abbiamo già visto l'apertura, i temi principali, ma c'è anche un'altra notizia che vi volevo fare vedere perché purtroppo continua ancora a bruciare Montagna Grande nel Trapanese, inferno senza fine. Dopo 3 giorni il rogo a Salemi non è stato ancora domato, il forestale morto a Borgetto, i sindacati temono quindi altre tragedie. E poi questa notizia che troviamo su diversi quotidiani perché si torna a parlare del ciclone Harry, dei ristori, i tempi si allungano, appello dei balneari, i gestori chiedono alla Regione una semplificazione del bando destinato alle attività. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud. E allora vediamo, qui insomma abbiamo già visto qualche notizia, ma c'è questa di cronaca nel taglio basso. Attentato incendiario a Nizza di Sicilia, distrutte le auto di 2 fratelli avvocati, danneggiati altri veicoli, si indaga sulla matrice dell'intimidazione. Andiamo a vedere proprio questa notizia all'interno. Nizza di Sicilia, bruciate le auto di 2 fratelli avvocati, notte di paura nel comune ionico, altri 2 veicoli sono stati danneggiati dalle fiamme. Nel mirino la Mercedes e la Nissan di Alberto, funzionario della prefettura, e Alessandro Lombardo, questi 2 fratelli. Alessandro Lombardo ricopre anche l'incarico di organo straordinario di liquidazione al comune di Roccalumera, il famoso OSL che quando viene dichiarato un dissesto poi insomma si occupa. Insedia. Esatto. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo che insomma non riesco a trovare. Vabbè, non ti preoccupare. L'ho trovata. Nella quantità delle prime pagine. Può anche sfuggire qualcosa. Nuovi affari in città, arrestato Galatolo nel taglio alto, ma poi vediamo insomma il titolo principale: nelle strade 90 nuovi agenti, arriva il piano di Piantedosi che appunto abbiamo già visto, abbiamo già approfondito. E poi invece vediamo nel taglio basso piazza Pino Puglisi, riecco i vandali, SOS dei volontari. Si torna a parlare della truffa ai caselli. Dopo l'inchiesta gli incassi sarebbero raddoppiati. Abbiamo raccontato la storia di questi 5 dipendenti infedeli della CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane, che faceva la cresta praticamente sul pagamento dei pedaggi. Adesso, da quando diciamo c'è più rigore, più controllo, pare che stiano andando anche meglio gli incassi del CAS. Anche il bilancio del CAS. Esatto, allora sì. Esatto. Grazie Emanuela, fra poco torneremo da te. Vi do anche una notizia di sport, di pallanuoto femminile. L'Equipe Orizzonte raggiunge la finale scudetto, dove troverà ancora una volta la SIS Roma. Le ragazze rosso-azzurre hanno ottenuto il punto del definitivo 2-0, quello che serviva in gara 2 in semifinale contro Rapallo. Hanno vinto in trasferta 15-9. Ora l'ennesima sfida contro le Capitoline per l'assalto ad un altro titolo italiano. Adesso diamo un'occhiata invece al traffico. Siamo a Catania, vediamo la situazione al Tondo Gioieni. Il cielo stamattina non è esattamente azzurro, ci sono diverse nuvole, è coperto, però la situazione traffico stamattina mi pare un po' diversa rispetto alle altre. Si va un po' più a rilento. Siamo sulla circonvallazione, vediamo se è confermato anche in altre aree della città. Qui in via Vincenzo Giuffrida il traffico in entrata sembra un po' meno critico rispetto a quello in uscita. Sono molte più auto stamattina in direzione nord rispetto a quello che stiamo osservando. Comunque insomma il traffico è abbastanza sostenuto, quindi una giornata piuttosto complessa. Vedete infatti sulla circonvallazione, la parte bassa di via Lodorico da Pordenone, le auto sono incolonnate, quindi non era soltanto una impressione, ma evidentemente in questo momento la situazione è assai complicata sul fronte traffico. Adesso invece diamo un'occhiata all'Etna, un'Etna che appare coperta nella parte sommitale con le nuvole, come dicevamo il cielo stamattina è coperto. Ieri c'è stato anche qualche sbuffo di cenere, con anche un avviso dell'INGV, con una raccomandazione di colore arancione che però non ha comunque inficiato, non ha toccato
l'operatività dell'aeroporto di Catania. Da Taormina adesso vediamo anche l'Etna, ma non solo, anche il Golfo di Taormina, e vedete comunque il cielo oggi sulla Sicilia è un po' nuvoloso, ci saranno anche delle precipitazioni, fra poco vedremo anche le previsioni meteo. Adesso ci fermiamo, torniamo dopo per leggere insieme i quotidiani nazionali. Riprendiamo la nostra diretta con un aggiornamento dalle agenzie, perché dalle prime luci dell'alba nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia stanno dando esecuzione ad ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone che, insieme ad altre 3 che sono al momento indagate a piede libero, sono gravemente indiziate di fare parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina tra il Sud America e l'Italia. Le ordinanze sono state emesse dalla GIP del Tribunale di Roma e chiaramente aggiornamenti nei prossimi telegiornali sulle nostre reti. Torniamo di nuovo a leggere i quotidiani, stavolta quelli nazionali. Sì, in primo piano c'è questo accordo virtuale siglato tra Stati Uniti e Iran, che mettono una firma digitale appunto per la tregua. Venerdì ci sarà la cerimonia a Ginevra, ma restano ancora molti punti da chiarire. Una tregua che insomma sembra comunque molto traballante. Intanto andiamo a vedere il titolo del Corriere della Sera: la firma digitale all'intesa Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, missione navale europea. Israele però dice non è finita. Diciamo che anche il ruolo di Israele, soprattutto il fronte con il Libano, resta uno dei nodi più delicati di questi. Sono 2 o 3 di nodi delicati da risolvere. Esatto, c'è anche il nucleare, insomma ci sono ancora tante cose da chiarire. E poi l'altra notizia, perché la partecipazione dell'Europa è stata anche decisa durante il G7 che ha aperto a Evian. Vediamo l'amico Donald tra i leader del G7, il vertice francese, Meloni e Macron. Siamo pronti a fare la nostra parte. Poi ci sono anche altre notizie, si parla della guerra invece in Ucraina, perché è accaduto un fatto molto grave: i missili di Putin che finiscono sulla cattedrale della dormizione di Kiev, tra l'altro patrimonio UNESCO. Zelensky che dice barbari. E poi vediamo invece un po' di cronaca del nostro paese. A Milano è scoppiato questo scandalo che vede coinvolti gli autisti dell'ATM, del trasporto pubblico milanese. Foto rubate delle passeggere, la chat sessista degli autisti ATM. In questa chat c'erano fotografie delle passeggere che venivano prelevate dal circuito interno delle telecamere dei mezzi. È già stata avviata un'indagine interna e interessata la procura a svelare lo scambio erotico di messaggi. Una viaggiatrice che ha spiato l'autista che era seduto accanto a lei, intento proprio a chattare. Si è accorta che c'era questa chat tra autisti e in questa chat venivano postate le foto di passeggeri, ovviamente, che non ne sapevano nulla di essere riprese e fotografate. Andiamo a vedere invece questa storia, questa ragazzina di 17 anni che ha ucciso la zia, ha buttato il corpo nel fiume. Il 17enne al PM: ho ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco. 10 ore di io non ne so nulla, poi incalzato dal magistrato e dai carabinieri. Il 17enne di San Stino di Livenza ha confessato il delitto della zia. Sì, l'ho uccisa io, l'ho colpita con un coltello, l'ho messa in un sacco, l'ho caricata sulla carriola e l'ho portata sull'argine del canale Malgher. Il motivo sarebbe un litigio per l'eredità tra appunto la zia e il papà. Questo è stato il motivo per cui ha ucciso appunto la zia. E poi vediamo il libro Competere oppure sparire, Draghi e la sfida per l'Europa. Andiamo a vedere Repubblica. Europa, missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura. Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine.
Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà, Trump però dice non ci serve molto aiuto. Beh, diciamo che appena qualche nave ha detto, 2 o 3 navi, ecco. Ma diciamo tiene un po' il punto in questo caso Trump, perché fino a qualche giorno fa non ha rilasciato commenti come dire benevoli, amichevoli nei confronti dei paesi europei. Gli alleati NATO insomma non lo hanno aiutato, secondo la sua. Erano irrilevanti secondo lui, dice abbiamo vinto la guerra, l'Europa è stata, insomma i paesi sono stati irrilevanti. Intanto venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran, ma senza intesa sulla nucleare. Salta però tutto, qui vediamo la foto di rito, la foto del summit appunto del G7 in Francia, e poi vediamo Israele adesso accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, e ancora Crosetto dal segretario di guerra americano Pete Hegseth per ricucire nessun disimpegno sulle basi. E anche qui i rapporti tra Italia e Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda questo conflitto in Iran, non sono stati proprio idilliaci, per la serie c'eravamo tanto amati con la Meloni, poi proprio Trump ha accusato il nostro paese di non aver aiutato e di non aver messo soprattutto a disposizione le basi americane in Italia per questa guerra. Vediamo la stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni in navi con l'ok naturalmente del Parlamento. Intanto Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu. E poi questo caso delle patenti antifasciste, antifascismo, ira su Nordio, il ministro no alle patenti, il codice penale è di Mussolini, e Schlein commenta: la destra vive di paure, non si placa la polemica sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti alla fiera di Più Libri Più Liberi, e ad alimentarla arriva il guardasigilli Carlo Nordio, che dice il codice penale reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III. Lui ha detto insomma il libro più importante è proprio quello firmato da Mussolini. Andiamo a vedere Avvenire, tempo di sminare, scrive accordo per la tregua, regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano al G7, i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz. Trump resta tiepido. Ancora, andiamo avanti con il resto del Carlino, Iran, Stati Uniti, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, e poi raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale, simbolo appunto. Un sito UNESCO. Andiamo a vedere nel taglio basso, invece si parla di Vannacci e vediamo Fondazione Dalla, Lucio Dalla diffida Vannacci perché il generale ha usato la canzone Futura nella kermesse del movimento, quindi insomma sia la famiglia che la fondazione non ci sta. Si parla di Vannacci anche sul Messaggero, e vediamo perché Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro e dice non è nostro alleato. Il PD dialogo al centro, quindi i movimenti tra i partiti in vista poi delle prossime politiche, e soprattutto questo ruolo di Vannacci che potrebbe insidiare sia i partiti di centrodestra che quelli di centro-sinistra. E poi si torna a parlare di queste due bambine che sono sparite, sorelline, spunta un video nascoste da un parente, sono Alicia e Sara, le sorelline scomparse dalla notte del 6 giugno. Nel tondo si vede un video, un frame dove comparirebbero, sentito anche il fidanzatino di Alicia, avevano un cellulare segreto. Si cerca di fare luce e di capire che fine abbiano fatto queste bimbe. Vediamo la notizia. Trump e Bibi hanno scatenato l'inferno e adesso tocca a noi sminare Hormuz, scrive. Dopo aver dato vita alla guerra contro l'Iran senza raggiungere gli obiettivi annunciati, Trump e Netanyahu scaricano il costo sull'Europa e sull'Italia, che dovranno appunto sminare lo stretto. Vediamo Il Giornale, disgelo, scrive Trump, Meloni, faremo la nostra parte, i 7 grandi del mondo a Evian, incontro col tycoon dopo 8 mesi, la premier in aula sullo stretto. E poi il campo largo delle tasse, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno che chiede tributi appunto al governo.
Vediamo il Sole 24 Ore, quali sono le conseguenze dal punto di vista finanziario di questi accordi tra Stati Uniti e Iran. Intanto la prima conseguenza importante è che il prezzo del petrolio è in caduta e poi Wall Street e Milano invece macinano record. Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent invece in picchiata, come dicevamo, scende del 5%. Venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, resta il nodo però dei pedaggi. A proposito di questo, ci sono alcuni quotidiani insomma, che non sono favorevoli a questo tipo di accordo. Intanto vediamo il Fatto Quotidiano. Trump sconfitto dall'Iran, scrive Unione Europea genuflessa a Ben Gvir, Teheran ottiene più dei vincoli che erano stati imposti da Obama nel 2016. E poi vediamo anche La Verità in questo articolo di Mario Giordano che dice: secondo Trump la guerra è finita, i vincitori però per ora sono i Pasdaran, regime saldo in selle con l'uranio, riaperto con pedaggi uno stretto che era libero. Quindi insomma questa è un po' la posizione di alcune testate. Vediamo Libero, che invece dice fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua che cambia tutto. I termini dell'accordo sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi appunto di gas e greggio e l'economia può respirare. Se abbiamo ancora qualche secondo faccio vedere altre aperture. Domani Hormuz riaperto, il resto non si sa, tra Stati Uniti e Iran un accordo di argilla, quindi insomma in pochi credono a questi accordi, alla tenuta più che altro di questo accordo. Il Manifesto, farsi male. L'accordo è fatto ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio, e per la terza parte Israele non c'è nessun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro dopo una guerra di 60 giorni. Ultima prima pagina, vediamo l'Unità. La pace come voleva l'Iran, Trump annuncia, Hormuz riapre venerdì. E poi c'è un'altra notizia, la Repubblica delle banane e l'Italia per questo teme la patrimoniale, se solo facessimo come in Francia. Bene, grazie Emanuela, più avanti saremo ancora da te in postazione per altri commenti, per altre notizie dai quotidiani in edicola questa mattina. Per adesso ci fermiamo, il tempo di vedere, di fare una breve sosta e poi con il primo ospite in studio. Eccoci, bentornati a Buongiorno Sicilia, ritroviamo in studio il professore Rosario Leonardi, buongiorno. Buongiorno a lei. Che è docente di urologia all'Università Core di Enna, ma di recente è eletto presidente degli urologi ospedalieri privati e pubblici. Insomma, sì. Di lavoro non ne manca, con le nuove tecnologie soprattutto, mi rivolgo a lei perché... abbiamo sempre parlato di prevenzione, la prevenzione è importante. Sì, è fondamentale, sempre. È fondamentale. Adesso, stamattina cerchiamo di concentrarci su quelle che possono essere diciamo, alcuni segnali che si possono avvertire, magari parliamo di salute maschile nel caso specifico, anche femminile. Sì. Insomma, quando si avverte la presenza di tracce di sangue nelle urine, cosa succede? Cosa bisogna fare? Beh, bisogna stare molto attenti perché è il primo segnale di una possibile neoplasia, di un tumore a livello della vescica. È un segno che spesso viene sottovalutato perché magari fa comodo a tutti pensare che non ci sia un tumore. Quindi la prima cosa che uno pensa, beh sì, un'infezioncina, adesso prendo l'antibiotico e finisce lì. Di fatto spesso è così, ma quando non lo è ci sono problemi seri. E quindi è chiaro che la presenza di sangue non solo macroscopico, ma anche microscopico, significa quando noi facciamo un esame delle urine e troviamo tracce di sangue microscopico nelle urine, bisogna sempre escludere, ecco, in prima battuta l'eventuale presenza di un tumore, anche perché i tumori, se presi in tempo, lei mi insegna che possono essere curati in maniera diversa che se curati in maniera avanzata, in una fase avanzata. E in questo, diciamo, in questo particolare, per queste particolari patologie, la tecnologia, la scienza aiuta, viene incontro.
È sicuramente un grosso vantaggio per chi è affetto da tumore della vescica non muscolo invasivo, significa non in fase avanzata, che comunque è un tumore e quindi nella mente del paziente che ha una diagnosi di tumore poi magari è difficile, no, andare a capire il grado di gravità del tumore stesso, fermo restando che sono dei tumori che possono creare non solo problemi di ansia, come insomma questa diapositiva mostra. Ricordiamo che c'è un'associazione pazienti proprio per i tumori vescicali, che è l'associazione Palinuro, con la quale collaboriamo proprio con la mia società scientifica, con l'UROP, e che chiaramente mette, come dire, l'indice su questo problema importante, cioè il problema che o lo affronto in maniera, come dire, spesso magari eccessiva se vogliamo da un punto di vista psicologico, perché soprattutto per i tumori non muscolo invasivi le soluzioni ci sono, oppure lo si affronta in maniera superficiale, non tenendo conto, ecco mi fermerei su questa diapositiva, che se è vero che le forme a basso rischio difficilmente progrediscono, però ci sono delle forme, anche se superficiali, a rischio di aggressività maggiore, che poi evolvono verso forme invasive e quindi forme che spesso esitano in un'asportazione completa della vescica. Allora, là incomincia a essere... insomma, per il paziente sicuramente è un passaggio importante. Oggi esiste una tecnica che ancora non è entrata nella come dire, routine, perché ci vuole sempre un salto culturale. Lei sa che quando c'è una novità prima deve essere recepita anche da un punto di vista culturale, quindi è una tecnica molto innovativa, soprattutto per le forme non muscolo invasive. Fermiamoci un attimo qui, perché nelle forme non muscolo invasive oggi l'unica chance proposta è quella della resezione, la resezione della prostata, della vescica. Lapsus freudiano, visto che per noi urologi la prostata è, diciamo, l'elemento che ogni giorno ci accompagna nella nostra pratica clinica. Ma la vescica, ripeto, resecata più volte, è chiaro, una vescica che magari perde un po' di elasticità, ma non solo questo. Lei consideri che per fare una resezione c'è spesso una ospedalizzazione, quindi il paziente viene ospedalizzato, quindi stress non solo fisico ma anche un disagio per la famiglia, un disagio per se stesso, l'anestesia, il catetere che è un incubo per chi deve essere operato, e quindi abbiamo questa nuova tecnica che si chiama Tula, che è una tecnica che impiega l'energia laser, che permette di trattare intanto pazienti anche non trattabili chirurgicamente con le tecniche tradizionali e poi non richiede un'anestesia, e quindi questo ci permette di trattare il paziente in ambulatorio. Non c'è bisogno del catetere, quindi il paziente, finito il trattamento, torna a casa. Non ha, diciamo, l'incubo del catetere. Non ha l'incubo del catetere, quindi si perde un po' quell'aspetto, diciamo, anche psicologico. Molti pazienti che io ho trattato con Tula mi hanno detto: guardi professore, io ho perso quell'ansia di essere un paziente malato di tumore. Vado a fare un check una volta ogni 2 o 3 mesi, se c'è qualcosina, insomma, la eliminiamo seduta stante e ritorno alla mia vita normale. Professore, ci sono dei fattori di rischio? Molti fattori di rischio, soprattutto fattori di rischio volutari, perché il fumo di sigaretta rappresenta il fattore di rischio più importante. Oggi i giovani stanno tornando al fumo, mentre c'è stato un arresto nel passato, oggi con queste sigarette elettroniche che si pensa siano sicure, ma in effetti non lo sono, il fumo sta riprendendo ad avere indici di utilizzo importanti. E poi ci sono anche fattori ambientali, fattori lavorativi, no? L'uso, il lavorare, ecco, in industrie petrolchimiche per esempio, in industrie dei colorifici, insomma tutte delle sostanze chimiche che possono trasformare questo epitelio, questo intonaco da benigno a maligno, quindi indurre la formazione del tumore. Tornando alla prevenzione con cui noi abbiamo cominciato la nostra chiacchierata, quanto è importante anche da questo punto di vista e che tipo di cadenza si può diciamo, indicare a chi ci sta ascoltando per fare dei controlli? Io penso che la prevenzione sia la chiave di volta, la soluzione non dico al problema, ma diciamo a essere in tempo per un trattamento adeguato. Io avevo portato anche un video, se era possibile far capire quello che succede, perché d'altra parte non dà... Adesso vediamo se
dalla regia sono in grado di farcelo. Dicevo, per la prevenzione è fondamentale il fatto di fare almeno una volta all'anno un esame delle urine. Esame delle urine per vedere se c'è presenza di microemati. È una cosa banale che spesso magari viene fatta, però deve essere anche interpretata in maniera corretta, come le dicevo. Quelle che sono vittime più che dell'uomo delle cosiddette microematurie trattate per infezione sono le donne, perché le donne spesso hanno delle cistiti ricorrenti, spesso asintomatiche, e quindi magari il medico di famiglia che vede la presenza di un po' di sangue microscopico, insomma, ci passa sopra e dice vabbè, sarà la solita cistite. Quindi un controllo annuale dall'urologo andrebbe fatto per il maschio sicuramente, come sappiamo, per la prostata, ma anche per le microematurie che spesso il maschio... Ma c'è un'età in cui bisognerebbe, diciamo, intensificare magari questi controlli? Allora, sì, come tutte le neoplasie, man mano che l'età aumenta il rischio aumenta, però se si tratta di una popolazione esposta a un rischio o per fumo o per eventi ambientali, è chiaro che bisogna anticipare i controlli. Io direi che a partire dai 30 anni vanno fatti i controlli, anche perché oggi si vedono anche pazienti giovani affetti da neoplasie. Io ne ho operato uno settimana scorsa, è un quarantenne, quindi voglio dire, nel passato magari era un'età dove era difficile trovare delle neoplasie, oggi purtroppo sia per la vescica ma anche per la prostata l'età si è abbassata. Allora, purtroppo il tempo è davvero tiranno, però diciamo, torniamo a parlare e torniamo a sottolineare il fatto che la prevenzione è fondamentale per la nostra salute. Assolutamente. Bisogna essere attenti, rilevare qualsiasi segnale e non mettere la testa sotto la sabbia, esatto, ma affrontare quello che c'è da fare in modo tale da magari risolvere il problema in tempo e in maniera, diciamo, definitiva, perché molto spesso ci consente proprio a tutti noi di risolvere il problema. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Il professor Rosario Leonardi, che è docente di urologia all'Università Core di Enna, ma eletto presidente nazionale degli urologi ospedalieri privati e pubblici. Buon lavoro. Grazie, e grazie per a lei e buon lavoro. Importanti informazioni che ci ha portato questa mattina. Per noi adesso ci sono le previsioni meteo, vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore e poi altri ospiti sempre a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, solo qualche temporale di calore sull'arco alpino nel pomeriggio e sui settori interni del centro-sud. Sulla Sicilia infatti sarà una giornata a tratti instabile, con qualche piovasco al mattino sui settori settentrionali della regione. Nel pomeriggio invece precipitazioni che coinvolgeranno in particolar modo i settori interni, localmente a sfondo temporalesco. Caldo sì, senza particolari eccessi, con valori massimi non oltre i 29-30 gradi. Nel corso della giornata di mercoledì inizierà a rimontare l'anticiclone di matrice nordafricana, con sole infatti assoluto protagonista. Temperature stabili o in lieve aumento di qualche grado, ma vi anticipo che il caldo e l'afa saranno in intensificazione nei prossimi giorni. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo. Allora, adesso parliamo invece di caldo estremo e sicurezza sul lavoro. A Buongiorno Sicilia diamo il benvenuto e ben trovato a Nino Marino. Grazie. Buongiorno a voi. È segretario generale della UILA Catania e anche di Messina. Bene, allora, siamo nella stagione estiva, una stagione che da un po' di tempo ormai a questa parte è diventata particolarmente calda. E proprio per questo motivo bisogna trovare delle tutele per i lavoratori che sono esposti soprattutto nelle ore di punta al grande caldo e si rischia davvero, ci sono tanti rischi per la salute. Certo, il cambiamento climatico ormai è una realtà che incide su tutto, in particolare sul lavoro. Bisogna adeguare la qualità del lavoro, l'organizzazione del lavoro tenendo conto di questi cambiamenti che saranno sempre più persistenti. Ma ci sono delle categorie che soffrono di più rispetto sono le ad categorie altre? esposte al lavoro all'aperto, che in particolare l'edilizia e l'agricoltura, e tutti coloro che durante il giorno, per dare un'idea anche ai rider, che magari non ci pensiamo, ma tutti coloro che per motivi
di lavoro, ecco, devono nelle ore maggiormente a rischio prestare la propria attività. E quali sono i rischi più frequenti che si accusano? Sappiamo chiaramente l'insolazione, quella sicuramente, ma c'è un rischio di disidratazione, uno shock termico. Agricoltura e edilizia sono dei lavori gravosi, dei lavori pesanti, per cui le alte temperature incidono sicuramente, ecco, sull'attività, lasciando dei segni immediati che possono essere quelle che lei ha detto, ma anche possono provocare nel tempo, ecco, delle malattie professionali che incidono poi sulla vita lavorativa in modo a volte anche letale. Ecco, basti pensare, ecco, a quello che è successo a Borgetto, il forestale, a quale vanno veramente un sentimento di grande, ecco, preoccupazione. Mentre si spegne un incendio, ecco, sicuramente l'alta temperatura dell'incendio, i fumi, ecco, sono stati probabilmente il mezzo letale che ha fatto morire questa persona di 61 anni. Ecco, magari ce ne accorgiamo quando poi succede. La sicurezza del lavoro, ecco, quando combattiamo il caporalato, lo sfruttamento, anche con queste ordinanze che tutelano poi la dignità del lavoratore. Ci riferiamo all'ordinanza che è stata il 12 di giugno da parte della Regione, che si mostra particolarmente sensibile da questo punto di vista, perché la nostra è una delle regioni, diciamo, più colpite dalle ondate di calore. Da dopodomani, anzi credo da domani, comincerà una prima ondata di calore. Attendiamo, diciamo, temperature oltre i 35 gradi. L'ordinanza è sicuramente un segno di civiltà dei tempi. E noi in passato abbiamo fatto una serie di battaglie per sensibilizzare la Regione. Da qualche anno queste ordinanze vengono regolarmente fatte. Sicuramente l'ordinanza da sola non basta, ecco, è uno strumento importante, ma occorre ripensare, ecco, l'organizzazione del lavoro, non c'è dubbio su questo. Ma basta la sospensione delle attività 12:30, 16? 12:30, 16, cioè... Sicuramente no. Assieme a questo occorre tutta una serie di dispositivi di sicurezza e anche di organizzazione del lavoro che tutelano il lavoratore. Cosa intende per organizzazione del lavoro? Magari modificare le ore lavorative, modificare le ore, aumentare le pause, mettere sempre, ecco, cappelli antisole, acqua sempre a portata di mano, fare delle pause, evitare che si entri ad esempio nelle serre in determinati orari dove lì insomma non si può entrare, è impossibile perché la temperatura è elevatissima. E non si pensi che una modifica dell'organizzazione del lavoro deve incidere soltanto per la salute del lavoratore, ma la stessa azienda, ecco, l'attività dell'azienda deve essere commisurata a queste nuove tipologie climatiche, non c'è dubbio, anche l'efficienza stessa dell'azienda, non c'è efficienza aziendale se non c'è tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro, diversamente insomma rimarremmo sempre da questo punto di vista insomma non dico un'organizzazione medievale, ma non all'altezza di un'azienda moderna. Carente sicuramente. Carente sicuramente. Lei prima ha fatto accenno, per la prima volta entrano in questa ordinanza anche i rider, perché prima non venivano considerati, diciamo, lavori esposti dei fantasmi, esatto. Dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista della sicurezza. Ecco. Sicuramente è un lavoro ad alto rischio. Perché sono su un mezzo a due ruote, ecco, molte volte senza assicurazione, molte volte in orari particolari, molte volte devono rincorrere il tempo. Ecco, chi fa questo lavoro sono magari ragazzi alla prima esperienza lavorativa per cercare di guadagnarsi qualcosa, e per guadagnare qualcosa che è poco si perde molto in termini di dignità e a volte anche in termini
della sicurezza sulla propria vita, e questo non è degno di un paese civile. Ancora qualche osservazione, perché vanno tutelati, e in maniera particolare, i lavoratori vulnerabili, che sono quelli che magari rischiano di più. Certo, i lavoratori fragili, ecco, ma guardi che in un lavoro gravoso tutti possono diventare fragili da un momento all'altro. Sicuramente i lavoratori fragili devono avere un'attenzione in più, ma il concetto di fragilità, specialmente come nel lavoro agricolo, dove l'età media è sempre più alta, anche nei lavoratori forestali, la fragilità è insita nella tipologia di lavoro. Persone che hanno problemi pressori, problemi di osteoporosi, problemi dove l'attività pesante incide sull'apparato muscoloscheletrico. Quindi ecco, c'è una fragilità nascosta che crea nel tempo una debolezza professionale che poi incide fondamentalmente sulla qualità della vita. Volevo tornare un attimo sull'ordinanza e sottolineare il fatto che l'ordinanza non sostituisce quelli che sono gli obblighi ordinari del datore di lavoro. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'ordinanza dà un limite, ecco, è una norma che attenziona, che è chiaramente restrittiva rispetto ad alcuni datori di lavoro, fortunatamente non tutti, che pensano che l'importante è produrre a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo. Ma quello che tutela è riuscire ad avere un'organizzazione del lavoro agricolo che crei un lavoro pulito, un lavoro sano, anche perché quando si dice che c'è una carenza di manodopera, ecco, sempre più lavoratori stranieri in agricoltura, e allora è che nessuno vuol fare più questo lavoro, a monte ecco, c'è una condizione lavorativa che ormai non è più accettata neanche dai lavoratori stranieri. È stata una favola, pensando alla fine, insomma, se i lavoratori siciliani non vogliono più lavorare in agricoltura, ci saranno i lavoratori stranieri, non pensando che il lavoratore straniero, extracomunitario, appena può scappa anche dall'agricoltura. Che significa? Significa che un'agricoltura moderna, dove occorre un lavoratore sempre più specializzati, deve creare condizioni che diano dignità a questo lavoro. Diversamente sarà un lavoro fatto per necessità, e quando un lavoro si fa per necessità ci si scappa il prima possibile, e questo non è utile né a chi lo fa e né a un'impresa che ha bisogno invece di lavoratori che siano formati, che siano fidelizzati, che siano all'altezza di una produzione che in Sicilia abbiamo sempre più di bisogno, ecco, di produzione agricola di qualità, e la Sicilia ha tantissime produzioni agricole di qualità, ed è impensabile che queste produzioni agricole di qualità possano essere attuate senza un lavoro agricolo di qualità. Ecco. Marino, prima di chiudere, i controlli. Non l'abbiamo lasciato alla fine perché è meno importante, però i controlli, rispetto a quello che abbiamo detto, sono fondamentali. I controlli sono sicuramente fondamentali, ma il controllo purtroppo arriva a valle, arriva dopo. Ecco, prima del controllo occorre un monitoraggio con tanti sistemi. Noi abbiamo gli enti bilaterali agricoli, dove ci sono le aziende e i lavoratori, insieme con le aziende sane, che sono tante. Bisogna mettere al bando le aziende che sane non sono, perché un'azienda che non è sana fa un danno al lavoratore, fa un danno alle aziende sane, perché batte sulla concorrenza che attua la legalità. Allora occorre un lavoro di sistema, ecco, che aiuti poi l'attività di controllo. Solo in questo modo noi potremmo avere un lavoro agricolo
che ancora può avere un futuro. Diversamente diremo sempre che non c'è più nessuno che vuole lavorare in agricoltura. Oggi lavoro in agricoltura è figlio del lavoratore agricolo, è un lavoro di casta, brutto a dirlo. Grazie a Nino Marino, segretario generale della UILA Catania e Messina. Buon lavoro. Grazie a lei e grazie al giornale per la sensibilità sempre costante su questi temi. Grazie ancora. Ci fermiamo, fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Restate comunque su Buongiorno Sicilia. Devi sapere che i funghi pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cari. C'era un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. E allora torniamo in studio, un po' di buon umore grazie alla nostra Desiree Ferlito e a Totino, c'è chi la vuole cotta. Adesso do il benvenuto e ben trovato a Massimiliano Borbone, buongiorno. Buongiorno. Grazie Massimiliano per essere con noi, grazie anche a Rita Russo perché siete qui con noi stamattina. Massimiliano è il responsabile del Dipartimento Femminile del Catania Football Club, mentre invece la giovanissima Rita Russo è la capitana di Catania Women Under 19. Adesso parliamo di questo successone che avete avuto, siete campioni d'Italia, insomma un titolo tricolore che torna a Catania. Ci sono altri sport che ci hanno regalato chiaramente titoli nazionali, ma da calcio, e calcio sì, diciamo femminile, diciamo giovanile, ma è un titolo nazionale e ce lo prendiamo tutto. Allora, vorrei iniziare con Massimiliano. Perché inizio con te? Perché il tuo è un compito complicato, complesso, perché sei a capo del dipartimento, diciamo, di questa sezione del Catania Football Club che riguarda il calcio femminile e che, diciamo, è stato fondato da zero, quindi avete posto le fondamenta, state costruendo, devo dire per quello che è successo quest'anno molto bene. Sì, siamo ripartiti 4 anni fa con la nuova proprietà Pelligra e li ringrazio perché ci hanno messo dal primo giorno nelle condizioni di lavorare al meglio. Abbiamo iniziato partendo dal gruppo storico di Catania che ancora oggi dà una grandissima identità alla squadra, un grandissimo senso di appartenenza. Poi nel tempo ovviamente gli investimenti sono cambiati, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di lottare per andare in Serie B. Lo avete fatto? Ci siamo riusciti, una formula molto complicata con i playoff, però abbiamo battuto il Sud Tirolo in finale, è stata veramente una grande soddisfazione per tutti. E poi le nostre Under 19, che è un gruppo quasi tutto siciliano e comunque per la maggior parte di Catania, sono arrivate fino alla fine, hanno battuto il Torino e ci hanno regalato veramente una grande gioia, frutto della programmazione che abbiamo avuto in questi anni. Allora, arrivo da Rita perché vorrei chiedere alla regia se ci fa vedere le coppe che vedete in questo momento in questa inquadratura un po' distanti, ma adesso le vediamo a pieno schermo. E sono le coppe vinte praticamente dalla gruppo femminile, diciamo, del calcio Catania, 2 successi, 2 momenti importanti. Rita, la prima cosa che ti chiedo, il calcio
che cos'è che ti ha spinto a fare calcio piuttosto che un altro sport? Perché avresti potuto fare, che ne so, basket, avresti potuto fare pallavolo, avresti potuto fare tennis, perché il calcio? Allora, io prima ho fatto altri sport, però poi quando mi è venuta la curiosità di fare calcio, l'ho provato e da lì non me ne sono più andata, non me ne sono pentita assolutamente, perché si crea un gruppo incredibile e un legame indissolubile e quindi non potrei mai fare un altro sport. Queste sono delle immagini che si riferiscono proprio alla partita vinta da voi contro il Torino per 2-0, una partita molto complicata, molto dura, fra le altre cose lontano da casa, sì. in una situazione anche ambientale, non dico che voglio dire, non c'era tanto pubblico, quindi non è che c'era una situazione, però il conforto magari del pubblico di casa in qualche modo poi dà una mano, dà sostegno, dà supporto morale. Invece voi avete dimostrato che siete ragazzine piccole, sì. Quindi under 19, avete dimostrato di avere tanto carattere. Sì, abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo secondo, abbiamo messo il cuore e abbiamo veramente impattato la partita benissimo fin dal primo minuto e poi al secondo tempo ancora meglio, facendo 2 gol praticamente in pochi minuti. Questo insomma, quando si segna un 1-2 classico del calcio, poi si chiude la partita, si mette il risultato, si dice in ghiaccio, no? in cassaforte. Massimiliano, torno da te perché il calcio femminile in Italia sta crescendo molto. Prima, quando si parlava di calcio femminile, si faceva con molta con poca considerazione. Adesso il fatto che anche i grandi club del calcio professionistico abbiano aperto e hanno delle loro squadre, hanno un torneo, ci sono chiaramente anche le competizioni internazionali, insomma è un movimento che cresce, che sta crescendo. Assolutamente sì, in Italia soprattutto sono cambiati gli investimenti, tutte le grandi realtà ormai puntano tantissimo sul calcio femminile e questo è stato un impulso importante per tutto il movimento e soprattutto ci sono oggi tantissime bimbe che si affacciano a questo mondo. A Catania c'è un bacino importante su cui bisogna lavorare, su cui bisogna puntare e questo oggi è una grande soddisfazione anche perché mettono una passione che veramente ti portano a grande ammirazione, vivono di emozioni e le ragazze da questo punto di vista ci possono insegnare veramente tanto. Rita, ma quante volte vi allenate al giorno? Quante volte vi allenate in una settimana? E quante ore riuscite a ritagliare? Perché poi insomma bisogna ritagliare questo spazio rispetto a quelle che sono le attività. Immagino tu sei una studentessa e ci sono tanti sacrifici, perché poi quello che c'è da fare per la scuola va fatto, quello che c'è da fare per il calcio va fatto anche, e ci sono anche altre cose da fare. Sì, noi ci alleniamo 4-5 volte a settimana, 2 ore al giorno, ma c'è chi viene da fuori, quindi giustamente il tempo del tragitto comunque occupa molto tempo, e poi il sabato e la domenica la partita, il sabato se c'è la trasferta, quindi sì, occupa tanto tempo, però per il calcio questo ed altro, per il Catania questo ed altro, e riusciamo sempre a trovare il tempo sia per il calcio che per lo studio. Senti, ma questo vostro gruppo, mi riferisco a quello under 19, per quello che abbiamo sentito anche da Massimiliano, è molto unito e compatto. Mi pare di capire anche il resto, diciamo, della struttura del calcio femminile. Quando siete nello spogliatoio, e so che nello spogliatoio è un luogo sacro, no? Si dice quello che succeda, però evidentemente vi caricate, c'è un senso di appartenenza. Certo, lo spogliatoio per noi è come se fosse una famiglia, noi è lì che creiamo il nostro legame ed è il luogo dove ridiamo, scherziamo, litighiamo, chiariamo ed è lì proprio che si creano i rapporti. Questo termine è importante, si creano i rapporti, è un termine fondamentale, perché molte volte poi non si riesce, quasi sempre, molto spesso
lei ha parlato di famiglia, anche nelle famiglie i rapporti sono difficili, i rapporti non si riescono ad appianare. Quando c'è questo invece, questo spirito, si centrano risultati importanti. Prima di salutarci, Massimiliano, ti volevo chiedere, tu hai detto che è un settore in crescita il vostro, grazie alla proprietà Pelligra avete fatto tantissimo, evidentemente c'è da fare ancora altro perché la promozione, mi riferisco alla prima squadra in Serie B, non può essere un traguardo, un punto di arrivo. No, assolutamente, noi conosciamo l'ambizione della proprietà e soprattutto abbiamo sposato anche la nostra ambizione, del gruppo di lavoro che lavora accanto a me, dove sono tutte persone che veramente si spendono tutti i giorni per questa società, quindi ci stiamo approcciando con grande umiltà alla Serie B, ma vogliamo nel tempo dire la nostra perché questa è una città, rappresentiamo una città importante come la città di Catania. E allora, in bocca al lupo per quello che farete e grazie per quello che avete già centrato e ottenuto. Grazie a Massimiliano Borbone, che è responsabile del Dipartimento Femminile del Catania Football Club. Grazie a Rita Russo e a tutte le tue compagne di squadra dell'Under 19, ma anche a tutte le ragazze del calcio femminile della prima squadra che ha centrato la promozione in Serie B. Voi siete campionesse nazionali di categoria. Speriamo bene, speriamo che voi possiate bissare e fare anche altri successi nella prossima stagione. Intanto adesso c'è un momento di serenità, di tranquillità, poi si ricomincia fra un mesetto circa, grosso modo, per la preparazione. Grazie ancora, in bocca al lupo, restate qui con me. Adesso apriamo un collegamento con Marco Amato, c'è la sigla dell'oroscopo e sentiremo anche Marco Amato. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato, grazie per essere con noi questa mattina. Stamattina di che cosa ci parli? Ci parli di Formula 1 e del grande successo della Ferrari in questo Gran Premio, un successo che non vedevamo da parecchio tempo, dobbiamo dire. Grazie per questo ricordo. Buongiorno, parlo Hamilton che riesce a posizionarsi in una maniera assolutamente vigorosa nella classifica dei piloti di Formula 1. Hamilton ha conseguito una vittoria importantissima per cui si piazza al secondo posto dopo Kimi Antonelli. Ebbene, la Ferrari punta tutto su questo campione che sembra poter riuscire a fare vincere al cavallino rampante rosso di Maranello quella che è la vittoria più ambita in Formula 1, per cui cosa dicono le stelle di questo campione? Hamilton è un Capricorno, i Capricorno sono riconosciuti nello zodiaco come il segno della perseveranza e quello di una disciplina stoica che lentamente nel tempo li porta a scalare la cima della montagna ed è proprio così con questa disciplina che sicuramente potrà trionfare. Giove peraltro si sposta dall'opposto Cancro a Leone, lasciando quindi ai Capricorno la speranza di trionfare come e meglio di prima. In bocca al lupo alla Ferrari allora. Dunque, cosa accade invece nel cielo planetario di oggi? Oggi c'è una luna potentissima in Cancro e a casa sua è fortissima e la bella Venere ruggisce il Leone, opposta a Plutone. Cosa succede? Per Ariete è assolutamente vantaggioso questa disposizione di Plutone e Venere perché in amore tornano di nuovo impetuosi e vigorosi e soprattutto passionali. La luna però vi rende ancora insicuri, niente paura, la luna passa presto. Toro, Marte nei vostri gradi zodiacali sembra adesso pretendere un di più, per cui i benfatti di oggi andranno comunque parametrate alle ambizioni di domani. Gemelli, per voi Urano e il Sole gestiscono ancora una volta cambiamenti e questa seconda metà di giugno sembra iniziare con un'importantissima novità al lavoro. Cancro, oggi protagonisti dello zodiaco con la luna potentissima nei vostri gradi e Giove ancora tentenna a saltare il Leone. Giove e Mercurio sono fusi, per cui oggi potreste comunicare meglio in maniera affettiva e anche ambiziosamente nel denaro e nell'amministrazione Leone. Venere nei vostri gradi, opposta a Plutone. Cosa vuole capire della relazione che sta vivendo il Leone? E beh, il Leone ha bisogno di esternare alcuni dubbi.
Vergine, segno zodiacale che per adesso sta vivendo una vera e propria ascesa, riordinando tutto e facendo fuori anche qualche zavorra di troppo, or contento con una Venere che sa di romanticità e nostalgia. Bilancia, per voi oggi è una giornata da luna in cancro, quindi una luna un po' nemica che vi fa trovare tutto un po' disarmonico. Venere però, il vostro pianeta, è di nuovo tornato a splendere sereno nel cielo, quindi al di là delle difficoltà cercate di essere un pochino più positivi. Scorpione, protagonisti anche voi di questa giornata con i valori d'acqua in pole position. Ebbene, oggi lo Scorpione è più seduttivo e che mai. Sagittario, per voi oggi era la vostra amica. La luna tace, non vi riguarda, ma il vostro pianeta Giove sta cominciando di nuovo a sorridervi dopo lungo tempo. Capricorno, ebbene, la luna in opposizione vi fa concentrare sui vostri rapporti di relazione, su quella che è l'immagine nel mondo di voi. Non siate troppo critici con voi stessi, anche perché oggi riceverete encomi ed elogi per i benfatti lavorativi. Acquario, segno della fantasia, quando la luna è in Cancro voi sognate anche di più. Venere però in opposizione vi ricorda che i rapporti sentimentali vanno gestiti e curati con presenza e costanza. Pesci, anche voi ottima disposizione planetaria, grazie alla Luna i segni d'acqua oggi sono in trionfo, perché oggi è una carrellata di emozioni e di soddisfazioni al lavoro, ma anche effettivamente una giornata piena di abbraccio e sicurezza affettiva. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo, ci rivediamo domani. Buongiorno Sicilia. A domani, grazie a te carissimo Marco. Adesso invece torno dalla nostra Emanuela. Che cosa ci regali per Io vorrei chiudere? parlare di questa giornata piena di abbracci per te oggi. Perché sono dei pesci e vediamo cosa succede. Vediamo quanti abbracci riceverai oggi. Ci facciamo un po' più seri, invece parliamo del rapporto tra giovani e social, perché arriva una svolta dall'Inghilterra. La Gran Bretagna anzi annuncia il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni appunto dei social, coprifuoco digitale notturno per gli under 18, salvi i messaggi scambiati su WhatsApp, ma servirà la collaborazione delle big tech per riuscire a mettere in atto questo piano. Siamo sulle pagine della Stampa. Anche l'Italia sta valutando lo stop sotto i 15 anni, ma l'AI va più veloce dei legislatori. E vediamo quali sono le misure negli altri paesi. Ne citiamo giusto uno, per esempio l'Australia è il primo paese ad aver introdotto un blocco generato per gli under 16 dal 10 dicembre 2025. La misura prevede multe e riguarda tra gli altri Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X, Threads e YouTube. Quindi praticamente quasi tutti, manca WhatsApp probabilmente, non leggo WhatsApp. WhatsApp forse è un po' più tollerato, però c'è questo commento che secondo me è anche interessante. Una scelta ipocrita, vietiamoli agli adulti. Sono d'accordo con te, grazie per Del resto il buon esempio dovrebbe arrivare da noi adulti nei confronti insomma di sti giovani. E infatti proprio sì. Grazie a Emanuela Corsi per i suoi contributi con la rassegna stampa e grazie in regia a Roberto Stramondo, a Graziano Picone e a Ottavio Longo. Edoardo Sergi chiaramente che cura come sempre i testi e anche tutto quello che vedete ogni mattina a Buongiorno Sicilia assieme a Carla Previtera. In redazione oggi c'è stato Tonino De Mana. Ci fermiamo qui, l'appuntamento a domani alle 8 come sempre con Buongiorno Sicilia.